Non è tutto oro quello che luccica, perché questa è pirite, ma dentro questa roccia c'è dell'oro, una punta di spillo, possiamo dire. Quanto oro si estraeva da queste rocce? Da queste qua in particolare il tenore variava dai 5 ai 10 grammi a tonnellata, però nel giacimento, nelle parti più ricche, arrivava anche a 200 grammi a tonnellata per rocce estratte. Quanto è stato estratto da questa miniera dal 97 al 2008? Parliamo in termini di oro come prodotto finale, all'incirca 4 tonnellate e mezzo di oro, proprio venduto come lingotti, 15.000 tonnellate di rame vendute come concentrato e all'incirca 6.000 tonnellate di argento. Per un valore, possiamo dire, più o meno complessivamente? Stimato intorno agli 80 milioni di euro attuali, insomma. In questo momento avremmo fatto molti più soldi, visto i prezzi, insomma. Un catenaccio qui dentro non si può entrare, ma qui dentro è nato e poi forse anche morto il sogno dell'oro di Furtei, il primo lingotto. È nato qui Attilio Usai, direttore dei lavori qui per Igea per la bonifica. Perché non possiamo entrare adesso? Allora, innanzitutto qua non si può entrare perché c'è una situazione di criticità. All'interno ci sono ancora tutti i reagenti che sono in ambiente dispersi, quindi non è possibile per la sicurezza entrare dentro, dobbiamo ancora bonificarla. Però qui intorno almeno una nota positiva la possiamo dare, state ultimando la fase della messa in sicurezza. Allora, Igea, da quando è presente nella convenzione con la Regione Sardegna per la messa in sicurezza di emergenza di Furtei, ha operato su quelle che sono le criticità prioritarie, quindi superato il momento della criticità si va alla fase di progettazione per l'esecuzione della messa in sicurezza permanente. Ecco, a proposito di questo, il finanziamento dei 9 milioni di euro di Regione Sardegna che vengono ripartiti in questi 3 anni a venire per fare questi grandi interventi. E poi bisognerà quantificare però la bonifica definitiva? Certo, una volta che abbiamo la progettazione che ci dirà con esattezza quanto ci viene a costare nel dettaglio, allora avremo una misura esatta di quelli che saranno i costi da sostenere per bonificare il territorio. Parliamo di decine di milioni di euro, possiamo dirlo? Penso proprio di sì, siamo in questi termini. E in tutto questo la Regione ha messo questi soldi, sono tutti soldi pubblici, la società, l'ultima società qui è fallita, quindi praticamente non ha messo quasi nulla per bonificare. La società non ha messo nulla, è scappata, ha lasciato la devastazione del territorio, degli impianti. C'è una tonnellata di cianuro di sodio sotto forma di granuli, l'Igea ha la custodia, la vigilanza del sito, mentre all'interno il cianuro non è di pertinenza mineraria, appartiene al curatore fallimentare perché è un bene che potrebbe produrre degli utili. Quindi bisogna un attimino mettere mano a questa situazione e risolverla. Se nella stanza dove si produceva oro non si poteva entrare, qui... Qui diciamo assolutamente, anzi siamo anche abbastanza troppo vicini e ci allontaniamo. Quindi le situazioni che abbiamo trovate, reagenti sparsi dappertutto. Ma reagenti di cosa parliamo? Cioè sono veleni veri e propri? Oppure... Certo che sono veleni, non dimentichiamoci il cianuro che è l'elemento principale per il recupero dell'oro nel concentrato, quindi aggiunto a quello tutto il resto. Quindi qui abbiamo trovato queste situazioni di criticità e oggi si può vedere proprio lo stato di manutenzione e conservazione che Igea ha fatto negli interventi di bonifica e messa in sicurezza. Quanti sono gli ettari da bonificare, quelli più pericolosi, quelli più a rischio? Siamo sull'ordine dei 300 ettari che ricadono nei comuni limitrofi, quindi Furtei, Guasila, Serrenti, tutti i comuni limitrofi. Insomma una zona ampia. Esatto. La criticità è questa, c'è questo drenaggio continuo dal muro della diga, noi con la pompa in esercizio rilanciamo l'acqua a monte in modo tale che poi non vada ad inquinare il Rio Sallumino e i bacini dell'Eafa a valle. Che vanno nell'acquedotto? Innaffia tutto il medio campidano. Sarebbe stato se questo fosse, se questa diga... Ecologico, proprio uno tsunami ecologico nel cuore della Sardegna. Dicevo, quindi l'altra risoluzione che Igea dà al problema è la costruzione, quindi la nascita e costruzione del grande impianto di eduzione, quindi tutte le acque acide che si riversano all'interno della concessione
verranno convogliate in un unico punto di raccolta che è l'impianto di trattamento e da lì proprio trattate, quindi liberate da tutte quelle componenti inquinanti e rilasciate in ambiente. Questa sembra una bella sorgente, ma è acqua inquinata. Sì, questa pH 2,4, 2,2, 2,3, quindi è acida all'eccesso. Se stacca sulla vecchia corrode tutto quanto, cioè anche l'acciaio. Ecco, questa è la diga sterili dove venivano riversate tutte le acque di processo, quindi del lavaggio dei minerali, gli scarti dell'impianto di trattamento, venivano accumulate qui. Siamo sull'ordine dei 400.000 metri cubi. Di acqua inquinata. Sì. Sandro Obroi, voi lavoravate per la miniera di Furtei, adesso vi siete ricollocati nelle bonifiche, cioè avete fatto un corso di riqualificazione, come ha funzionato questo? Diciamo l'iter che ci ha riportato, diciamo, a continuare l'attività qua a Furtei è stato quello, diciamo, che con l'assessorato, diciamo, all'industria e Igea, un accordo di programma che hanno ricollocato tutti i lavoratori dopo una selezione e un corso di riqualificazione. Quando è venuta Igea potete vedere ben definita la linea all'invaso dove si trovava l'acqua. Cioè arrivava all'orlo, diciamo. Sull'orlo, tenete presente che la strada è sotto il battente della diga che conteneva l'acqua, quindi poteva tracimare da un momento all'altro. Infatti siamo arrivati proprio nel periodo di massima criticità. Abbiamo operato subito con la messa in sicurezza di emergenza, gruppo elettrogeno, pompe di eduzione. Questo è il risultato del pompaggio dopo 1 anno e mezzo di pompaggio continuo per portarlo ai minimi termini in modo tale da avere una situazione di normalità nella criticità. Fosse tracimata, dove sarebbe arrivata? Al comune di Furtei, che si trova a valle e a quote di livello più basse rispetto al piano della diga. Come ultima battuta possiamo dire che però sarebbe stato meglio se i privati avessero messo mano a quello che hanno fatto. Bisogna intervenire su quelle che sono le leggi che regolamentano l'attività mineraria estrattiva nel territorio.